volete danzare e ballare, ascoltare musica e mangiare gustose specialità a base del fiore d'inverno, sicuramente la mostra del radicchio tardivo di Martellago fa il caso vostro. Organizzata dalla Pro Martellago in collaborazione con Acri Martellago, anche quest'anno nella 28ª edizione si presenta con un calendario ricco di appuntamenti. 11 giorni di sport, incontri, musica e ballo. Al di là del prodotto che noi abbiamo iniziato a promuovere 28 anni fa, adesso la nostra attenzione si sposta soprattutto sul momento di aggregazione. Questa è diventata, come io la sto definendo, una piazza coperta, vista anche la stagione, dove tutte le associazioni del territorio trovano la possibilità di essere qui, di essere presenti, di incontrare i propri soci, di fare quegli incontri che una piazza fa di solito. Quindi che i cittadini di Martellago, o perché sono aggregati a un'associazione o perché emotivamente legati, si ritrovano sicuramente nell'arco di questi giorni per stare assieme a tavola e per fare aggregazione. Uno degli eventi clou è sicuramente quello dell'inaugurazione ufficiale, con tanto di sbandieratori, cittadini e autorità, benedizione e taglio del nastro. Don Giorgio, che valore ha questo prodotto per la comunità di Martellago? Per la comunità credo un valore preziosissimo, è un prodotto di cui poter essere orgogliosi e davvero dice anche tutta la laboriosità, la pazienza, il contatto con la terra, con la natura, davvero è portatrice e portatore di grandissimi valori. Davvero dalla terra e dai suoi frutti possiamo imparare molto nella convivenza, nell'armonia reciproca e mi auguro che si continui a leggere il libro della natura e i suoi bei prodotti, che davvero alimentano non solo la pancia ma il cuore. Siamo presenti qui a Martellago come ogni anno, ci pregiamo di essere un partner di sostegno per questa fiera che si svolge ogni anno, ma soprattutto per il prodotto, che è il prodotto è il radicchio. Il radicchio è il prodotto del territorio, la nostra è una banca del territorio, quindi è una connessione perfetta e quindi ci auguriamo che questo prodotto sia valorizzato per quello che è il valore della nostra terra e per quello che questo prodotto rappresenta. Questa non è una classica festa dove si mangia e si beve per fare un po' di incassi, per finanziare una pro loco, ma invece è una festa dove la cultura e la coltura si mettono insieme, quindi la cultura del radicchio con la cultura del mangiar bene si mettono insieme e fanno una manifestazione unica nel suo genere. Qua si possono assaggiare tutti i piatti che hanno come ingrediente principale il radicchio, una cosa eccezionale. Madrina della giornata e della manifestazione è Alessia Rigo, Miss Italia Veneto e Miss Simpatia Interflora 2015. È una bellissima esperienza, anche perché questa è la prima volta che vengo qua a Martellago alla Fiera del Radicchio. Mi sono divertita molto e speriamo di continuare questa bellissima giornata, che vada al meglio. Prima ti abbiamo visto mangiare il risotto al radicchio, che rapporto hai con il radicchio? A me il radicchio piace moltissimo, tutta la verdura in generale, però il radicchio di Treviso che è il migliore. E dopo il taglio del nastro, nel segno dell'amicizia e dell'aggregazione, la degustazione gratuita di un bel piatto di risotto preparato quest'anno dall'Osteria da Codroma, accompagnato da un assaggio di salumi prodotti dall'azienda agricola Valerio Bellia e da un buon bicchiere di prosecco di OCG della cantina Nani Rizziguia. Che risotto avete proposto oggi? È un risotto al radicchio mantecato con zucca fritta e aringa affumicata. Nel giorno dell'inaugurazione ufficiale si festeggiano l'agricoltura, il radicchio e i produttori del territorio. Allora Sindaco, siamo in uno dei momenti più importanti della mostra del radicchio tardivo, l'inaugurazione, dove si dà risalto ai prodotti della terra e a chi li coltiva. Ma guardi, mi dicevano adesso che ci sono 64 agricoltori, molti ancora giovani. Io sono molto contenta davvero, perché è un nuovo modo di arricchire questo lavoro, giovani motivati. Noi abbiamo appena approvato il regolamento della consulta agricola proprio perché vogliamo avere il loro pensiero, il loro parere e quindi insomma oggi è davvero una festa del radicchio tardivo e dell'agricoltura. Quest'anno credo che grazie anche alla capacità dei produttori abbiamo una mostra che è un qualcosa, ritengo, di eccezionale. Organoletticamente parlando credo che sia stata un'annata fra quelle eccezionali da paragonare a quella del vino.
Siamo con uno dei giovani produttori di radicchio di Martellago. Che annata è stata questa per il radicchio? Quest'anno è un'annata molto buona rispetto dell'anno scorso, perché l'anno scorso è stata tanta pioggia, quest'anno con l'asciutto abbiamo fatto un buon raccolto. Stiamo togliendo diverse soddisfazioni. Allora, siamo con Sonia Trevisan. Anche tu sei una giovane coltivatrice di questo prodotto. Sì, sono la fidanzata di Alessandro che ha un'azienda agricola di sua proprietà. Da quando ho conosciuto ho iniziato a dargli la mano e adesso quando ho tempo, perché io faccio un altro lavoro, vado a casa sua ad aiutarlo nella produzione del radicchio. Cosa trovi nel radicchio? Beh, fa bene per la salute ed è molto buono in tutte le maniere per poterlo cucinare. La mostra del radicchio tardivo di Martellago ospita anche un concorso canoro, il radicchio d'argento, organizzato da Voglia di Stupire e che ha visto la vittoria della trevigiana Sara Daniel. Non me lo aspettavo, è stata un po' una sorpresa, proprio non me l'aspettavo, dunque sono strafelice e anche un po' scombussolata però. Ospite d'onore tra i membri della giuria anche la cantante americana Cheryl Porter, che ha emozionato e coinvolto il folto pubblico presente. Innanzitutto ti chiediamo un parere sul radicchio. Guarda, innanzitutto il radicchio è buonissimo, soprattutto il radicchio fritto, che è il mio radicchio più preferito in assoluto nel mondo. Stasera è stata un'atmosfera fantastica, hanno creato un'atmosfera familiare, di amicizia, professionale, un spettacolo, un cibo gastronomico incredibile. Siamo stati un bene, che non vi dico, mi dispiace andare via che adesso è finito tutto quanto, però davvero è stata una serata fantastica. Io vi ringrazio tutta la città, che è stata una cosa fenomenale, proprio una serata magica proprio. La mostra del radicchio tardivo è nata 28 anni fa per promuovere il prodotto radicchio ed è con questo intento anche l'iniziativa didattica rivolta alle scuole di Martellago sui campi a Pea Radicio. Un percorso che abbiamo già presentato ancora qualche anno fa e che lo stiamo portando avanti proprio per cercare di mettere all'interno di un momento di festa anche dei momenti di formazione forte appunto sul tema del radicchio. Portiamo delle scolaresche direttamente in azienda agricola a vedere la coltivazione del radicchio, quindi dalla semina alla raccolta, alla toilettatura, all'imbiancatura del radicchio. Insomma, quindi un percorso anche per dire ai ragazzi che proprio in questo momento qua dove c'è una grossa difficoltà economica, la terra può essere anche un spunto per un posto di lavoro un domani. Insomma. Fiore all'occhiello della mostra del radicchio tardivo di Martellago è sicuramente la sua cucina. Vere e proprie specialità a base di radicchio. Si può degustare il radicchio in tutte quante le salse, sinceramente a me piacciono tutte quante le possibilità che ci dà la cucina qua nostra. Comunque invito tutti quanti a venire qua per assaggiare dal risotto, che è sicuramente uno dei piatti meglio riusciti, ai gnocchi e poi la tacchinella, oppure in assoluto io direi a questo punto qua come radicchio fritto, che è una delle specialità che noi facciamo qua. Venite ad assaggiarlo. Lei come lo preferisce il radicchio? In tutti i modi, perché è buonissimo il radicchio, risotto, fritto, di tutto, di tutti i ferri. Vengo da Padova tutti gli anni. E in tutte le maniere, è veramente buono. È la prima volta che lo mangiamo una saga di questo momento. Noi siamo piemontesi, abbiamo tutt'altro che il radicchio e quindi siamo molto contenti. Buonissimo, buonissimo, vale la pena di venire qui a mangiare. A risotto è anche buono, l'ho già fatto l'assaggio prima, tutto ok. E poi saporite pizze che si possono gustare con la birra radicchio. Fino al 14 dicembre è una festa tutta da vivere. Pro Martellago e la mostra del radicchio tardivo vi aspettano. E se ve lo dice la Miss? Ciao a tutti, mi raccomando venite a Martellago a mangiare il radicchio trevigiano.